tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Buonasera, siamo arrivati alla 34esima edizione del premio letterario Giuseppe Acerbi. Siamo nel vivo, nello sfoglio delle schede, abbiamo cercato di scoprire in questo pomeriggio letterario chi è il vincitore. Tanta è stata l'attesa, 3 romanzi molto diversi. Devo dire che 2 dei romanzi erano veramente di vicini e però il vincitore, poi lo dichiareremo, è stato veramente vinto, ma c'è stato un grande apprezzamento per tutti e 3 i romanzi. Siamo stati guidati in questo pomeriggio da 2 docenti, professoressa Elisa Destro dell'Università di Verona e Stefania De Lucia dell'Università della Calabria, le quali ci hanno così portato in questo excursus sulla vita degli autori, sulle trame principali e le tematiche. Quest'anno il premio Acerbi è dedicato alla letteratura svizzera di lingua tedesca, una letteratura che viene spesso trascurata perché è assimilata a quella dell'egemonia, diciamo, della Germania, ma è una letteratura che ha una sua identità e l'abbiamo visto molto bene nei 3 libri in concorso, 3 libri molto diversi e 3 libri estremamente interessanti. La scelta penso per tutti sia stata difficile. Abbiamo Primitivo di Pedro Lenz che affronta temi molto importanti quali la migrazione, il plurilinguismo e un uso molto sapiente, molto brillante del linguaggio che appunto mescola più lingue e anche il dialetto. Poi abbiamo Il cartone di mio padre di Beafus, Lucas Beafus, un libro che è diciamo al confine tra 2 diversi generi letterari, nel senso che è sia romanzo che saggio, una riflessione molto lucida, tagliente, impietosa sulla società svizzera e più in generale sulla società europea occidentale. E poi abbiamo Melody di Martin Suter, è un libro tutto da bere perché ha una prosa godibilissima, una narrazione estremamente avvincente che ogni capitolo regala una sorpresa, un colpo di scena, quindi non riveliamo nulla e buona lettura a chi non ha ancora letto i libri. Alla fine dovetti riconoscerlo. Mi ero innamorato. Era un sentimento completamente nuovo. E aveva saputo anche che Primitivo era andato all'estero molto presto, prima in Francia e poi aveva attraversato l'Atlantico. Possiamo dire che ha vinto allora la 34esima edizione del premio Acerbi, ecco, Primitivo di Pedro Lenz. Un libro significativo, dicevo, sul tema così dell'emigrazione, sul tema dell'amore, ma anche della giovinezza. Un ragazzo 17enne, Charlie, che impara la tecnica del mestiere del muratore da un maestro, da un grande muratore esperto che è appunto il nome Primitivo. Il pomeriggio poi è stato allietato dalla figura del professor Roberto Navarrini, al quale abbiamo avuto il piacere e l'onore di attribuire il premio per la carriera, perché ci ha guidato in tutti questi anni e ci ha guidato nella scoperta appunto anche di Giuseppe Acerbi. È un riconoscimento di un lavoro fatto sempre con serietà, soprattutto con passione, con l'impegno che tutto sommato ho messo in tutte le mie imprese, sia per l'accademia, sia per l'insegnamento, sia prima quando ero funzionario degli archivi di Stato.